Nella giornata ieri, domenica 19 febbraio, alla Rupe Atenea di Agrigento, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresentati dal vicepresidente Piero Luparello, dal tesoriere Gino Cacciatore e da Leo Russo, insieme al sindaco Miccichè, hanno deposto un mazzo di 17 rose bianche nel luogo in cui avvenne la tragedia. Presenti alla commemorazione anche diversi cittadini, le compagne di scuola della ragazza e una delegazione del liceo scientifico Leonardo, frequentato dalla giovane Alice. E proprio in quel luogo, nel maggio del 2017, Alice, una ragazza appena 17enne, decise di togliersi la vita per alleggerire il vuoto lasciato da un angelo, come l'ha definita il dottor Leo Russo dell'Ordine dei Medici di Agrigento. A distanza di 6 anni il lavoro degli inquirenti ha fatto luce sulle cause che hanno portato via la giovane 17enne, costretta a subire violenza sia fisica che psicologica da un branco di suoi coetanei che le aveva fatto violenza anni prima. Un peso insopportabile per la giovane, che ha così deciso di farla finita lanciandosi proprio da quel luogo dove si domina tutta la valle, la Rupe Atenea. Oggi purtroppo si viene a rendere omaggio alla memoria di una ragazza che non ha avuto la possibilità di vivere in un contesto sociale fatto di amore, di dedizione al prossimo, di condivisione di valori. Purtroppo oggi si va verso una società in cui l'egoismo, la sopraffazione, la violenza la fanno da padrone e chi non riesce purtroppo, come la ragazza, a portare dentro un peso così grande fa le scelte estreme che possono essere sicuramente evitate se in un contesto sociale possa esserci quella possibilità di aiutare le persone a superare drammi di questo genere. Lei non ce l'ha fatta, il peso era più grande di lei, il dramma che ha vissuto l'ha vissuto interiormente per parecchio tempo e, come lei stessa dice, non sono riuscita a vincere questa battaglia malgrado la mia caparbietà e la mia forza di volontà. Ricordiamo questa ragazza come una delle tante vittime di una società fatta di violenza e di soprusi, nella speranza che il futuro possa riservarci aspettative migliori. E oggi siamo qui a ricordare Alice, la giovane ragazza che si è tolta la vita nel 2017. Dietro questo gesto tanta amarezza, tanta tristezza. Questo sta a dimostrare a volte la poca sensibilità dei giovani. Io esorto tutti a usare meno i telefonini, usare meno i social, a sognare di più. Io dico sempre: i sogni spesso si avverano, basta volerli, basta crederci. Quindi, e poi anche esorto anche il legislatore a poter formulare delle leggi e delle pene più dure, perché questi reati purtroppo, ahimè, sembrano che siano sempre esponenzialmente in aumento. Siamo qua oggi a ricordare il fatto increscioso che è successo alcuni anni fa, un povero angelo che purtroppo è stata vittima di una società nostra, la più brutta società che ci possa essere, e che ha pagato le conseguenze di questa società. Siamo qua a dare un mazzo di rose bianche per ricordare questo evento e per pensare a quello che è successo, affinché non possa più verificarsi nel futuro fatti di questo genere, che hanno dato veramente il peggio di quello che può essere la vita della nostra piccola città. Purtroppo sono fatti che noi non ci eravamo abituati a queste cose, ma che hanno stravolto la nostra società, la nostra vita. Un saluto a questo angelo che veramente era una bellissima ragazza.